L'associazione teatrale Gionavante San Vito ritorna al teatro con una nuova commedia. Di che cosa si parla? Allora, questa commedia si chiama Amor ti spara e acqua chiappa chiappa. In effetti non è il titolo originale, in quanto il titolo originale era Il povero Piero. Si tratta di una commedia di Campanile che è il caposcuola del teatro dell'assurdo e del paradosso. Di conseguenza è chiaro che si riderà. Nonostante appunto il tema principale sia la morte, che è un tema tabù, Campanile ci porta a ridere anche di situazioni in cui si dovrebbe piangere. Ci sono una serie di equivoci che non voglio qui svelarvi, che porteranno lo spettatore a dire ma e allora? Ma era così? Ma lui non era? Ma allora era? Boh. E quindi cosa dobbiamo aspettarci da questa commedia? Dobbiamo aspettarci tantissime particolarità, tantissimi colpi di scena. Un'altra particolarità che vi sveliamo è proprio quella che in questa commedia ci sarà un morto, ci sarà un defunto. E quindi diciamo che ci saranno una serie di peripezie, di equivoci, ci sarà una volontà particolare del morto che non stiamo qui a svelarvi. No, non gliela sveliamo, diciamo soltanto che questo morto bel pignoletto, nonostante sia giovane per morire, ha già pensato di stilare il suo testamento. E in questo testamento esprime delle volontà che sono veramente stranissime, inusuali, ma le volontà del morto si rispettano. E allora la vedova e tutti i familiari cercano, si adoperano per rispettarle queste volontà del morto, ma succede di tutto succede in questa commedia, succede di tutto, 19 personaggi in scena fanno succedere la qualunque e allora se queste volontà non vengono rispettate alla fine qualcuno dovrebbe arrabbiarsi, ma chi? Il morto, e se è morto non può arrabbiarsi, ma è morto o non è morto? E chi lo sa? E chi lo sa? Ma forse neanche uno solo è il morto. Vero? Penso proprio che siano più di uno. Quindi volete lanciare un invito? Certo, vi aspettiamo numerosissimi il 10 marzo, perché il 9 marzo è già sold out da circa 3 settimane. Quindi 10 marzo, domenica, Teatro San Francesco alle ore 20:30. Vi aspettiamo. Ciao. E ricordate, Amor ti spara e acqua chiappa chiappa.